Leggere i dati non in valore assoluto ma in rapporto al numero dei tamponi. Secondo questa proporzione in Veneto la percentuale del contagio è al 6,93%. Per avere uno spaccato veritiero però della portata dell'epidemia, il presidente del Veneto Luca Zaia ha annunciato uno screening su un campione indistinto della popolazione, un campione rappresentativo dei veneti. I tamponi infatti sono effettuati ora solo su persone che in qualche modo hanno avuto contatti con soggetti positivi. Quindi non è che possiamo dire che il 6,93% dei veneti è positivo, ma possiamo dire che il 6,93% dei tamponi che facciamo ai cittadini che si sono esposti all'infezione è positivo. Adesso vogliamo capire la popolazione, che è quella casuale, no? Che è quella di chi passa per strada, dello studente, della cassiera in un supermercato, del pensionato, del lavoratore. Ecco, una popolazione che ha una sua stratificazione e una sua uniformità da un punto di vista statistico. Ovviamente sarà un campione scelto scientificamente. Che percentuale avrà di positività al suo interno? Il test partirà tra 2 settimane ed è affidato all'Università di Padova in collaborazione con il Dipartimento della Prevenzione della Regione. Coinvolgerà circa 2000 persone. Se poi il tuo campione è rappresentativo da 1 passa a 1,5, 2, vuol dire che l'infezione sta crescendo nella tua popolazione. E magari nel contact tracing tu trovi sempre lo stesso dato piatto, perché magari statisticamente il contact tracing ti porta sempre a trovare quella corte di incoabitazione sociale dei positivi, quindi il campione rappresentativo è fondamentale e trovo strano che non si sia imposto nella sanità pubblica.